Dottoressa Oliani, avete deciso di dare vita a una eccellenza con il percorso oncologico, ci siete riusciti e come? Il percorso oncologico è un percorso che deve essere di eccellenza ovunque viene erogato, perché i pazienti hanno bisogno di avere i migliori percorsi di cura in ogni patologia oncologica. Noi qui a Rovigo, all'interno della rete oncologica del Veneto, siamo considerati un hub e quindi abbiamo la possibilità di erogare tutti i farmaci in nostra possibilità attualmente, soprattutto i farmaci innovativi. L'eccellenza che noi ci poniamo di raggiungere, tenendo presente che l'eccellenza è un obiettivo che comprende lo sforzo quotidiano di miglioramento e quindi non è un qualcosa di assodato, ma è un obiettivo importante che tutti i giorni abbiamo presente nella nostra attività, è quello della presa in carico del paziente in ogni fase della propria malattia. In particolare iniziando da percorsi di prevenzione importantissimi, quelli già attuati sul nostro territorio per quanto riguarda la prevenzione di popolazione, che sta dando risultati importantissimi, ma anche una prevenzione mirata. Noi qui a Rovigo abbiamo l'ambulatorio familiarità neoplastica che si pone proprio l'obiettivo di andare a individuare le persone ad alto rischio genetico di malattia oncologica per proporre a queste persone dei percorsi di prevenzione personalizzati. Inoltre, per quanto riguarda la diagnostica e la terapia, ovviamente l'oncologia lavora insieme a tutti gli altri specialisti. L'oncologo ha bisogno del chirurgo, del radioterapista, dell'anatomopatologo e di tutte quelle professionalità che insieme agli infermieri e alle varie persone che cercano di rispondere ai bisogni del malato oncologico, come il volontariato, cerca di arrivare a una diagnosi nei tempi più veloci possibili e instaurare i percorsi di cura in maniera il più possibile ottimale. Eccoci qui con Ore 13, Investe Salute. Abbiamo anticipato con la copertina la presenza di una delle nostre ospiti perché oggi parliamo di un argomento molto importante e che riguarda anche un modo di essere e di sentire all'interno di una professione. Parliamo dell'azienda dell'ULSS 5, come funziona l'umanizzazione in oncologia, perché è una questione importante, perché tutti possiamo essere pazienti e tutti vogliamo sentirci bene, essere trattati bene, avere dei punti di riferimento. Do il benvenuto alla dottoressa Cristina Oliani, direttore di oncologia della ULSS 5 Polesana. Buongiorno. Do il benvenuto a Nazarena Merlo, capostella del reparto di oncologia della ULSS 5 Polesana. Benvenuta. Buongiorno. E do il benvenuto a Katia Magnani, psicologa, psicoterapeuta, e lei fa l'attività di psico-oncologa presso l'azienda Unità Locale Sociosanitaria 5, sempre di Polesana. Allora, lei ce l'ha anticipato nella copertina che abbiamo visto. A un certo punto cosa succede? Questi pazienti intanto hanno un colpo iniziale perché gli viene diagnosticato qualcosa che pensano riguardi sempre l'altro. Ed è un po' così. E che cosa succede? Che dovete dare via delle buone pratiche affinché uno ci sia una terapia coerente e corretta per quella persona e due affinché ci sia un supporto a livello proprio della persona e anche della famiglia, cioè è diventato un punto di riferimento. Come avete deciso, abbiamo sentito, di fare questa buona pratica? Come la state attivando in questo momento? Dunque, intanto devo dire che tutta l'oncologia italiana si sta ponendo questi obiettivi non solo di dare la miglior cura, quindi le migliori possibilità di sopravvivenza ai nostri pazienti, ma anche di mettere a punto delle buone pratiche, come diceva lei, per cui ogni persona venga vista nella propria individualità ed accompagnata nel percorso di cura nel modo che desidera di più, che rispetta di più la sua dignità. Queste cose sono state recentemente ribadite al Congresso italiano
del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, il CIPOMO, al quale appartengo, che ha stilato la Carta di Torino, che si può trovare sul sito CIPOMO, ma sta avendo molta pubblicità, dove vengono riassunti gli obiettivi che noi oncologi, tutti italiani, ci poniamo nel 2018 per una presa in carico del paziente che non dia solo una qualità delle cure in termini di miglior cura possibile, che assolutamente nel 2018 deve essere un diritto di ogni paziente, ma anche perché il paziente venga accompagnato, come dicevo, in maniera rispettosa, condivisa, cioè che gli obiettivi di cura vengano condivisi e che venga supportata la sua personalità nell'ascolto dei suoi bisogni e anche supportando la famiglia. Anche perché è in un momento di estrema fragilità Certo, e quindi queste persone sono fragili e hanno bisogno di sapere che c'è una persona che gli dà delle spiegazioni, perché Certo. il panico che si scatena è un panico che però se trova una porta aperta, trova un ambiente accogliente, lo stempera. Certo, come diceva un nostro amico del CIPOMO, Aldo Sardoni, che ha scritto vari libri sulla sua esperienza di essere paziente, chi ha una diagnosi di tumore entra nel pianeta cancro, cioè in una dimensione di vita che è per forza diversa dalla vita che faceva prima. Il nostro sforzo è quello di allinearci su questa nuova condizione di vita per far sì che questo percorso comunque corrisponda a un mettere a segno la propria umanità e che non sia visto come una punizione o un qualcosa che limita la propria vita. Proprio per questo umanizzazione, che è un termine che forse è un po' abusato ultimamente, vuol dire far sì che nel percorso di cura i bisogni, i desideri del paziente, la sua vita possa scorrere ancora con degli obiettivi che non devono essere condizionati dal fatto di essere ammalato e di essere in cura presso l'oncologia. E poi questa malattia è tremenda, toglie, ma può darsi che anche dia qualcosa, perché le persone magari poi vi raccontano insomma, di essere anche molto cambiate, hanno spostato i loro valori, perché nella vita di tutti i giorni, e questo lo voglio ricordare, 1000 nuove diagnosi ogni giorno, ricordiamo 369.000 casi nel 2017, 192.000 gli uomini, 177.000 le donne, escludendo i tumori della pelle. Attenzione, poi adesso che si va incontro alla stagione estiva, mettiamoci le protezioni. Cioè è un pianeta presente, tutti noi purtroppo ci siamo scontrati con questa realtà, con un caro, con un amico, però ti pone anche davanti a dei nuovi punti di vista, rimetti in posizione corretta forse delle cose che davi per scontato o sottovalutato. Questo senz'altro, anche se ovviamente nessuno augurerebbe nessuno di entrare in questo pianeta, ma tutti noi siamo stati colpiti nella nostra famiglia, nelle nostre amicizie. Segnalo a questo proposito l'interessante blog del Corriere della Sera, dove grazie anche a dei colleghi del CIPOMO c'è questa possibilità, viene chiesto alle persone che hanno già fatto un percorso di cura oncologico di dire la propria esperienza, sottolineando anche gli aspetti che in qualche modo sono stati positivi nella loro nuova vita. E questa è una cosa importante. Poi ha fatto molto scalpore, dottoressa, alcune VIP, alcune star che hanno pubblicato le loro situazioni, però insomma se tutto serve per farne parlare... Sì, questo può essere d'aiuto, delle volte può essere fuorviante, però senz'altro vedere che purtroppo la malattia non risparmia nessuna categoria di persone e siamo tutti chiamati a viverla quando ci colpisce con l'aiuto dei percorsi che stiamo facendo in oncologia, a viverla in modo che non sia del tutto negativa. E questo diventa molto importante. Allora io vado, quando uno va in ospedale c'è la caposala. Come fate a fare quel tè così dolce e buono? Questo me lo deve essere il segreto. È tutto un filtro particolare. È tutto un filtro che solo la caposala ha. Il filtro dell'amore. Allora lei è in un reparto sinceramente pesante, non è un reparto di neonatologia pediatrica, non è un reparto insomma, di ortopedia, è un reparto che ha una missione, il suo.
È un reparto importante, io sono lì dal 1995, quindi quasi praticamente tutta la mia vita di coordinatore. È stato un reparto che mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato anche tantissimo. È un reparto dove ho trovato sempre del personale estremamente disponibile e che non ho né scelto, quindi il personale fa domanda o non fa domanda, si sposta in una maniera che la direzione delle professioni sanitarie articola, e quindi arriva in questa esperienza e l'oncologia ha la capacità di trasformare ognuno che arriva, farlo entrare esattamente all'interno di un gruppo di persone che collaborano con i pazienti, condividono i loro percorsi con i pazienti con gli infermieri, perché gli infermieri partecipano anche alla vita personale dei pazienti. È come essere una grande famiglia in un certo senso. Esattamente, loro partecipano soprattutto nelle varie fasi di età, perché noi purtroppo incrociamo anche fasi di età non avanzata, quindi persone giovani che magari hanno la comunione del figlio, hanno la nascita del nipote, quindi condividiamo proprio questi momenti e partecipiamo insieme a loro. E il gruppo infermieristico, da tutto questo scambio di affetto, se mi permette il termine, ne guadagna anche nella gestione delle problematiche tipiche di un gruppo di lavoro, quindi c'è un sostegno all'interno fra di loro nei momenti di difficoltà e una relazione veramente importante. Senta, lei ha detto da tanto tempo che in questo reparto più di 20 anni, giusto? Sì, dal 95. 95. E ha visto comunque cambiare questo reparto, perché si parla adesso, come ha detto prima la dottoressa, magari forse in termini abusati, di umanizzazione in oncologia, però ha visto cambiare ciò, perché magari è partita da una situazione in cui c'era del personale volontario, nel senso delle proprie capacità di entrare in simpatia con queste persone, e invece proprio ha visto anche delle direttive con delle buone prassi calate dall'alto, ma che portano ad un unico obiettivo, quello di far sentire bene il paziente a 360 gradi, non solo perché sta bene, perché fa le terapie, ma perché sta bene anche a livello psicologico. Sì, quindi sì, lei questa cosa l'ha vista in questi anni? L'ho vista in questi anni, sicuramente l'oncologia partendo dal 95, quando sono entrata io, è cambiata tantissimo in termini di sicurezza, tantissimo per il personale e per i pazienti, perché utilizziamo anche dei presidi adeguati, la nostra azienda ci fornisce presidi che ci permettono di eliminare quasi il rischio di contaminazione, per esempio la gestione in sicurezza delle terapie. Adesso noi abbiamo un laboratorio di unità farmaci antiblastici centralizzato che lavora soltanto in questo senso, quindi è a garanzia di una sicurezza per il paziente e per gli operatori. E quindi ho visto questo cambio tecnologico, ma anche un miglioramento di quello che è l'aspetto di gestione del paziente, di relazione con il paziente, perché sicuramente sono stati messi in campo dei progetti migliorativi e li abbiamo tuttora a Rovigo, questi progetti migliorativi che vanno incontro proprio a un aspetto particolare anche del mitigare un po' quella che è l'attesa della terapia che il paziente fa. Senta, sono tanti anni, cosa le ha dato questo lavoro? Io ho detto, tra 4 mesi circa vado in pensione. Esce dalla porta principale, ritorno dalla porta principale lo stesso, perché dell'altra esperienza meravigliosa che si sta facendo, che è quella del volontariato, perché io ho sempre detto, e ho detto anche alla dottoressa, che l'oncologia non riuscirà mai a dare a me tutto quello che, cioè non riuscirò mai io a dare all'oncologia, mi perdoni, tutto quello che l'oncologia ha veramente dato a me. Io venivo da un'esperienza di coordinatore in rianimazione. Ho sempre amato l'area dell'emergenza e tuttora la amo l'area dell'emergenza, ed entrando in quest'area particolare dell'area medica mi ha dato veramente, veramente tanto, insegnato tanto anche dal punto di vista personale, perché vedendo tanta sofferenza quotidianamente uno veramente rimette in discussione un po' tutti quelli che sono i propri valori, e anche aiuta anche fuori le amicizie e le persone della propria vita personale nel mettere proprio un po' i tasselli a posto.
nelle priorità. Insomma, in questa esperienza, che è una lettura insomma in chiaroscuro, si rimettono in ordine anche le priorità da tutte e due le parti, e questo diventa importante. Allora io devo andare in pubblicità, poi appena ritorniamo sentiremo cosa ci ha detto la dottoressa Oliani nel secondo contributo che siamo venuti a trovarvi per vedere se era vero quello che dicevate, se era vero quello che state dicendo oggi. Abbiamo voluto testare prima per sicurezza. Allora dopo la pubblicità rientreremo con un altro contributo e poi andremo dalla nostra dottoressa Katia Magnani. Dopo la pubblicità. La parte medico-scientifica del vostro lavoro si compensa anche con la relazione medico-paziente, questo dà vita a un dialogo costante per dare ad ammalati e familiari, in un momento così difficile della loro vita, dei punti di riferimento costanti. Ce li racconta? La relazione medico-paziente in oncologia, come in tutte le altre specialità mediche, ma soprattutto in oncologia, è un rapporto che è cura esso stesso. La relazione medico-paziente inizia già dalla comunicazione della diagnosi, che deve essere rispettosa dei tempi e di quello che il paziente vuole conoscere sulla propria situazione, e soprattutto si esplica nelle varie fasi del percorso, percorsi che sono sempre piuttosto difficili e complessi, anche perché coinvolgono non solo il malato ma anche la sua famiglia. La relazione medico-paziente ovviamente dipende dall'esperienza del medico, ma dipende anche da come il gruppo gestisce la comunicazione in tutte le fasi di malattia. Noi qui a Rovigo abbiamo anche la fortuna di avere una psicologa molto brava che ci aiuta e aiuta i pazienti a far sì che questa relazione con il gruppo di medici e di infermieri che gestisce la terapia sia sempre vera e utile per rispondere ai bisogni del paziente. Allora, eccoci qui e abbiamo sentito un'intervista alla dottoressa che ha detto: noi abbiamo una brava psicologa, ce l'abbiamo anche noi oggi, dottoressa. Ve l'ho portata qua. Ce l'ha portata qua Katia Magnani. Lei ha un compito complicato, avete tutti e tre un compito molto complicato. Il suo è quello di capire diciamo anche i risvolti della malattia sul nostro cervello, perché ci sono persone che ovviamente la vivono in maniera diversa, persone più forti, meno forti, c'è chi non ne ha bisogno, ma quando si ha bisogno, dico sempre, bisogna andare dal medico, non importa quale, voglio dire, medico sia, non si deve fare scrupolo, poi dice vado dallo psicologo, se serve si va. Assolutamente. Allora, sì. cosa succede con questi pazienti? I loro timori, sono le loro paure, le loro preoccupazioni, cercano anche una risposta positiva, di incoraggiamento. Assolutamente sì, è importante il ruolo proprio dello psicologo e il fatto di avere la possibilità di poter anche esprimere e parlare quelli che sono i propri stati d'animo, un po' perché quando arriva la comunicazione di una cattiva notizia, della presenza di una malattia e di un percorso di cura che le persone devono affrontare, è ovvio che, come si diceva prima, le persone vengono catapultate proprio in un mondo che non conoscono, fatto di parole, di linguaggi, di tecnologie, di terapie, rispetto alle quali prima non sapevano assolutamente niente, quindi sono veramente spaesati. Il modo in cui poi viene comunicata la diagnosi fa tanto e aiuta molto nel favorire le persone a accettare, a elaborare e a essere molto attive anche nel proprio percorso di cura. Il fatto di avere la possibilità di poter parlare anche di sé, del proprio vissuto emotivo, è un valore aggiunto e permette alle persone anche di affrontarla meglio, in una maniera anche un po' più da protagonista, no? Sono io che decido che cosa va bene per me, e se le cose che mi hanno detto magari i medici non le ho capite bene, all'interno dello spazio del lavoro con lo psicologo serve anche per definire bene quali sono i bisogni, quali sono le cose che ho bisogno di chiedere al medico, quindi ritorno poi dal medico con delle domande importanti, e quindi questo fa sì che poi il medico riesca anche a comunicare meglio le cose di cui ha bisogno il paziente o la sua famiglia. Rientra in queste buone prassi che è l'umanizzazione. Assolutamente. Senta, io ho sì. una curiosità, ci sono anche persone che vengono da lei non perché stanno avendo magari questo momento di difficoltà, ma sono forti e vengono da lei per chiedere come possono fare per dirlo ai loro familiari, Certo. perché magari c'è anche questo aspetto. Certo. A volte succede che appunto non è tanto la persona che ha la malattia, ma sono proprio i familiari, no? Che chiedono che cosa possiamo fare.
e quindi come possiamo fare per essere utili, stiamo vicini, parliamo, non parliamo, è bene parlare della malattia in famiglia oppure va bene non parlarne assolutamente. In realtà come ogni persona, ogni famiglia deve trovare quella che è la strada migliore e quindi il fatto di mettersi lì e parlare, decidere ma che cosa va bene per voi, qual è la modalità che vi appartiene anche nell'affrontare le cose che sono successe nella vostra famiglia, perché in fondo un evento così stressante come può essere la malattia, magari anche già in passato ci sono stati degli altri episodi che hanno fatto sì che la famiglia fosse in grado di affrontarle bene. Sì, la capacità reattiva, quindi Esatto. nel nucleo familiare. Esatto, e quindi questo diventa un momento anche di confronto e poi di far riferimento a delle risorse, delle capacità che sono presenti nella famiglia e che permettono ai vari componenti del nucleo familiare di stare vicino alla persona che è ammalata e di favorire insieme l'adattamento, perché comunque sappiamo che all'interno di una famiglia, quando c'è un componente della famiglia che si ammala, in realtà si ammala un po' tutta la famiglia, tutti i vari componenti della famiglia devono riadattarsi per cercare di sicuramente star vicino alla persona che è ammalata, perché il familiare è la fonte di sostegno principale per la persona che è ammalata, però a volte è proprio la famiglia stessa che ha bisogno di essere anche sostenuta, no? E di avere comunque un punto di sostegno, un punto anche di sfogo. Perché è giusto, perché insomma, uno può anche sfogare le proprie emozioni, le proprie preoccupazioni, resistere molto davanti alla persona malata, ma poi avere delle sofferenze importanti. Certo, quindi, certo. E tutto questo è importante, direttore, perché avete creato questo percorso, questo team in cui tutto ha una sua logica, un suo senso. Costa molta fatica fare questo. Lei come lo fa? Sì, come si approccia? Luisa l'aveva anche detto prima, l'oncologia non si fa da soli. Uno può essere un bravissimo medico, un bravissimo specialista, ma da soli non si può venire incontro a tutti i bisogni del paziente, ci vuole un gruppo. A Rovigo stiamo puntando sul gruppo, proprio perché ci sono delle figure professionali meravigliose, come gli infermieri, i medici, anche chi si occupa di prevenzione, una dottoressa che si occupa dell'ambulatorio familiarità neoplastica, che dà anche il suo contributo, la dottoressa Gusella, e poi ci sono i volontari che fanno un lavoro meraviglioso nei vari aspetti, supportano noi, ma stanno vicino ai pazienti, i volontari con i quali stiamo mettendo a segno alcuni progetti qualità di vita, alcuni già in corso, la tisaneria, la possibilità di avere dei libri, la libreria, la biscotteria, ma abbiamo anche una dottoressa che mette a disposizione il proprio tempo, Michela, con le sedute di Reiki, tecniche di rilassamento. Abbiamo anche un parrucchiere che dà il suo tempo, sono tutte veramente la banca del tempo, diciamo, sono tutte professionalità che danno il loro tempo, il parrucchiere viene per dare dei consigli, ad esempio a chi purtroppo deve perdere i capelli con le terapie, consigli che possono aiutare a fare una scelta proprio per la propria qualità di vita. Ci sono tanti altri progetti in corso di definizione, devo dire che la direzione ci supporta molto in questo, stiamo cercando di creare un circolo vizioso, virtuoso, scusate, vedete, un circolo virtuoso che fa sì che in ogni momento della cura ci sia qualcuno che pensa a quel bisogno. I bisogni dei nostri pazienti sono tantissimi e aumentano sempre di più in quest'epoca di vari stimoli, anche purtroppo da internet. Ecco, questa è una cosa importante. Ecco, in questo circolo virtuoso io immagino che la dottoressa, il nostro primario, vorrebbe che questo, non dico che sparisse, però che venisse usato per leggere le news, non per andare a leggere casistiche, cose, perché mette ancora più angoscia. Allora, il paziente vorremmo che capisse che noi siamo lì. Qualsiasi bisogno che ha, ce lo esprime, c'è la dottoressa psicologa, c'è l'infermiere, c'è il medico, c'è il volontario e noi possiamo almeno consigliare
C'è chi vuole un secondo parere, un terzo parere, è un diritto del paziente, ma se lo vengono a chiedere a noi, magari lo mandiamo nell'istituto che è il più famoso d'Italia per quella cosa lì, in modo che ecco, ci deve essere condivisione. Come ci deve essere condivisione nel gruppo che cura, infatti questi percorsi che stiamo mettendo in pista non sono calati dall'alto, sono condivisi, perché sennò non funzionano. Sono percorsi multiprofessionali nel gruppo dell'oncologia, quindi tra medici, infermieri, psicologi, volontari, ma anche multidisciplinari, insieme a tutti gli altri colleghi che offrono la loro professionalità per mettere a segno il meglio per quel percorso. Vorremmo che il paziente capisse questo e anche il familiare e che ci esprimesse il suo bisogno. Non per niente credo che la nostra sfida adesso è soprattutto ascoltare i pazienti, non parlare, noi abbiamo tante informazioni da dare, ma ascoltare i loro bisogni. E questo porta, se mi permette, all'attenzione una problematica della nostra attività professionale che è quella del tempo. Il tempo che può essere declinato nei vari modi, il tempo per il paziente che cos'è, il tempo per la famiglia, ma il tempo anche per il professionista, perché questa relazione medico-paziente si avvale, ha bisogno di tempo, perché noi non siamo lì per dare delle indicazioni, ma per condividere. Condividere vuol dire mettersi in relazione vuol dire ascoltare l'uno l'altro. E quindi abbiamo bisogno di tempi che purtroppo al momento non sono sempre possibili nella nostra sanità e vorremmo che appunto la politica sanitaria capisse che il tempo è terapia. Questo è importante, soprattutto che capisse quanto amore, quanta passione c'è, perché di tutti questi percorsi di umanizzazione si capisce anche che insomma, metà dell'opera è fatta dalla vostra predisposizione, che non è una cosa semplice, perché state lì a pensare a come aiutare il prossimo nelle modalità migliori, a dare i migliori consigli. Allora, io devo andare in pubblicità, poi torniamo ancora con qui e soprattutto sentiamo di nuovo col terzo contributo la dottoressa che cosa ci dice su questo percorso di umanizzazione. A dopo. Che cosa si aspettano e chiedono i pazienti che intraprendono questo vostro percorso? Qual è il feedback che avete fino adesso? Un paziente al quale viene diagnosticata una malattia tumorale si aspetta la guarigione. Questa non sempre è possibile da ottenere, ma la cura nel 2018 è sempre possibile. I pazienti richiedono il miglior trattamento, come è nel loro diritto, ma anche richiedono, come dicevamo prima, una relazione con i sanitari che li hanno in carico, che li aiuti ad affrontare le fasi della malattia. Il paziente chiede di essere ascoltato ed è questo ascolto che nella relazione medico-paziente deve essere guida per dare ai pazienti le risposte che si aspettano. Allora, dare alle persone, ai pazienti, perché prima di essere pazienti sono persone come noi, come tutti, e vogliono delle risposte e vogliono anche magari un po' più di informazioni e vedono anche il reparto che diventa poi una sorta di casa, di famiglia, perché ci si conosce, si commenta, che ne so, mi viene in mente il Festival Sanremo, non ci sono i mondiali quest'estate, ma se ci fossero stati i mondiali sarebbe stato gruppo Ascolto Mondiali e lei lo vede questo, la voglia di una normalità. Come fate voi a mantenere attraverso questo percorso la normalità all'interno del vostro reparto, se è possibile? Noi cerchiamo di condividere con i pazienti le loro passioni, anche al di là di quello che è la malattia stessa, delle informazioni che possiamo dare, soprattutto nel momento in cui l'infermiere va a somministrare la terapia, c'è un momento in cui lì può dare qualche informazione di tipo di educazione sanitaria, ma soprattutto cerchiamo anche di portare la mente del paziente fuori dalla malattia stessa, condividendo, non so, la partita di pallone, cioè poi ognuno di noi ha anche delle passioni alternative, perché adesso magari quando uno chiede ma lavori in oncologia fanno tutti un po' una faccia
le devo dire invece che in oncologia noi abbiamo infermieri e abbiamo operatori sanitari che fanno di tutto e di più, suonano pianoforte, e scrivono libri, dipingono, vanno a cantare, quindi non è che il lavorare in oncologia vada poi a sminuire quella che è l'entusiasmo personale. Forse il fatto di lavorare a contatto con una malattia così importante ti stimola forse ancor più ad essere positivo nei confronti della vita, quindi la stessa positività noi la portiamo con i pazienti, condividiamo le ricette, ci portano le torte, c'è questo scambio ovviamente anche in base a poi l'attività lavorativa che ogni paziente ha, per cui magari ognuno dà il suo supporto, le sue informazioni, si legge il giornale, quel po' di tempo che c'è, perché ovviamente come diceva la dottoressa la lotta con il tempo è continua, però ecco lo spazio cerchiamo sempre di trovarlo, sì, dove condividere e dove vivere assieme. E soprattutto penso che in questo reparto, come diceva prima, c'è una continua relazione tra quelle che sono, no, le necessità, che sono le cure, l'aspetto, no, del prendersi, certo, cura della persona, certo, e la parte anche personale che poi emerge con le passioni, con la parte ludica. Esatto. Immagino anche che siano nate anche magari qualche amore, qualche passione. Ma sicuramente amicizie anche fuori, e una mano grandissima ci sta dando il gruppo di volontari, perché ovviamente loro sono quell'anello di congiunzione fra noi che magari possiamo non avere il tempo, loro con il loro percorso proprio fisico, perché portano questi biscotti, queste tisane ai pazienti, creano questo ulteriore legame e ci coccolano anche noi, perché insomma aiutano anche noi. Sono più buone le tisane o il tè della caposala? Le tisane dei volontari, no, hanno un amore particolare. A proposito di volontari, vediamo se il nostro collega della regia riesce a mandarci. Noi abbiamo fatto, perché abbiamo fatto, certo, una carambata, siamo venuti a vedere se volontari cosa dicono, cosa fanno, perché appunto è stata messa a punto la tisaneria, perché concorrono anche poi alcune società commerciali, perché ci vuole l'aiuto di tutti purché si raggiunga un obiettivo, quello di far star bene le persone. E abbiamo sentito Valeria Trigolo, una volontaria della LILT, e Patrizia Ferrante, sempre volontaria della LILT di Rovigo. Allora sentiamo che cosa ci hanno raccontato quando siamo venuti insomma, da voi a vedere come stavate. Vediamo. Signora Valeria, con l'aiuto anche di alcune realtà economiche del territorio e soprattutto con il vostro contributo di volontarie avete creato una situazione così anche piacevole all'interno di un reparto ospedaliero, come per esempio quasi chiamiamolo un piccolo bar, ma non è un bar, è un momento in cui si può, come in famiglia, degustare qualcosa. Ecco, con che intenzioni e che ritorni avete avuto da questa iniziativa? Allora, le ore che i pazienti passano qui dentro sono tante. Il nostro scopo qui è di alleggerire e di rendere un pochino più piacevole la permanenza forzata che fanno qua. E questo comporta una cosa semplicissima, cioè si offre una tisana, si offrono dei biscottini e si offre una chiacchiera. Se il paziente vuole raccontarci la sua storia, noi lo ascoltiamo volentieri. Se vuol parlare di altre cose, lo ascoltiamo volentieri. E questo è il nostro scopo principale qui dentro. Come rispondono le persone a questa proposta? Molto bene, molto bene, molto bene, perché ci ringraziano, ci ringraziano molto, ci ringraziano sempre di questo, perché noi siamo stati tra le prime, è un anno che siamo qua, perciò abbiamo visto effettivamente i frutti di quello che è. Signora Ferrante, invece ecco, in un ambiente così strutturato e organizzato, anche il rapporto tra medico e paziente e il tempo dedicato alle cure, insomma, trascorre in maniera diversa, proprio perché la struttura risponde bene, è così? Certamente, diciamo che fino a un anno fa, quando la tisaneria non era ancora in voga, chiamiamo così, i medici rimanevano chiusi nei loro ambulatori. La cosa bella è che da quando c'è questa tisaneria anche i medici escono dall'ambulatorio, vanno incontro ai pazienti, e questo credo sia la cosa più importante, perché vedi il sorriso del paziente che non si sente più un numero ma una persona, e questa è l'umanizzazione propria che c'è stata attraverso questa tisaneria.
Però non solo la tisaneria, ci sono altri progetti promossi dalla vostra associazione. Sì, certamente, perché cerchiamo di rendere il paziente più a casa possibile. Infatti c'è il REIC, ci sono i parrucchieri che cercano anche di rendere l'immagine del paziente degno di essere una creatura normale come tutti gli altri, anche in un momento così difficile che sta attraversando. Alle sue spalle c'è anche una libreria. Sì, certamente, abbiamo messo anche una libreria perché in queste ore di attesa il paziente non solo può leggere, ma anche può prendere il libro, portarlo a casa, leggerlo e poi riportarlo. Insomma, non manca proprio nulla, cioè è ben strutturato. Allora, dottoressa Katia Magnani, diceva la volontaria Patrizia Ferrante, cerchiamo di rendere questo ambiente, ma come stiamo dicendo dall'inizio di questa trasmissione, cerchiamo di rendere l'ambiente più familiare, più confortevole, e tutte queste iniziative fanno del bene ai pazienti, alle persone malate, perché si sentono anche coccolati, mangiano qualcosa di buono. Sì. E soprattutto la vivono come forse un pomeriggio dove sono costretti perché piove a stare in casa, mettiamola così. Può aiutare questo? Assolutamente sì, soprattutto proprio anche nel momento dell'attesa, perché insomma arrivare in reparto, aspettare il tempo magari della visita o della terapia, vivono un momento anche di ansia, di tensione. Il fatto di poter parlare, di poter condividere attraverso la tisana o il biscotto, in realtà quelli sono degli strumenti per creare dei rapporti e per dare calore fondamentalmente. Il gruppo delle volontarie sono splendide perché hanno tanta motivazione, tanta voglia di stare lì, di fare qualcosa che fa stare bene le persone, e di conseguenza poi ritorna indietro tantissimo, che non fa altro che aumentare ancora di più la motivazione per poter fare qualcosa per gli altri. Quindi non è poi tanto la struttura, perché uno si dimentica poi i muri, le sedie, ma ricorda le persone che ci sono e la voglia ogni volta che tornano lì poi di andare a fare le due parole, di scambiare comunque due chiacchiere, il sorriso oppure la carezza, e quello insomma dà calore e fa stare un po' meglio in un posto in cui invece in certi momenti non ci si sta bene proprio per quello che si va a fare, no? Quindi il fatto di trovare delle persone che sono delle persone amiche è sicuramente qualcosa che aiuta le persone che devono venire qui. Senti, questo percorso di umanizzazione è inserita la sua figura, che è quella dello psico-oncologo. Non è facile, perché è qualcosa che non ti aspetti. Secondo me perché è stato inserito in questo percorso? Intanto è un'opportunità, è un mestiere bellissimo il mio, quindi spero che mi venga data la possibilità di poterlo fare per sempre, insomma almeno fino alla possibilità di avere la fine della mia carriera lavorativa. E credo che faccia parte poi del lavoro anche di equipe, insomma, perché non è che il ruolo dello psicologo è soltanto presente nel percorso di cura per il paziente e la famiglia, ma anche all'interno di un gruppo di lavoro. E si creano legami, si lavora molto meglio quando comunque siamo insieme, dove ognuno porta il proprio contributo, il proprio pezzo, che è sicuramente finalizzato a dare il meglio per quella persona, però fa stare meglio anche noi, perché è un lavoro che tanto è bello ma tanto richiede, e se non siamo in grado di gestire bene comunque quella che è la nostra emotività, rischiamo anche di fare delle cose non buone per i nostri pazienti. Stare insieme, avere l'idea di essere un gruppo che si occupa dei nostri pazienti ci rende anche dei professionisti migliori. Quindi il team, il gruppo, quindi il mettere in piedi, dottoressa Oliani, queste buone pratiche ha portato anche dei cambiamenti nella presenza di alcune figure professionali e come dicevamo prima abbraccia un po' tutti, dal parrucchiere all'esperto di Reiki, piuttosto che la psico-oncologa, la presenza importante e strutturata delle infermiere. Se posso sottolineare un Prego. attimo, perché la dottoressa non l'ha detto, ma se posso sottolineare il valore della presenza della psicologa da noi, proprio le volontarie della LILT di Rovigo, che ringrazio, non finirò mai di ringraziare per il loro tempo e il loro lavoro a supporto nostro, vengono seguite dalla psicologa perché loro stesse hanno bisogno di formazione e di supporto. Questa è una cosa che ho trovato arrivando un paio di mesi qui in questo gruppo, e credo che sia fondamentale, perché sia noi professionisti ma anche i nostri volontari
hanno bisogno di supporto, perché non è facile, non tutti possono avvicinare delle persone così fragili senza avere la carica, senza sapere esattamente cosa si può dire, cosa è meglio non dire. Ecco, c'è una formazione sul campo, ma anche la dottoressa riesce a fare anche questo, perché a supportare. È una donna, sì, certo, insomma, multitasking. non ce ne come vogliono tutte a le casa, donne. però siamo qua, rappresentiamo insomma quello che dicono il sesso debole, ma insomma assolutamente no. Certo. E io devo andare in pubblicità, poi torniamo con lei dottoressa, perché bisogna gestire questo con una progettualità futura, perché ci vuole sempre porsi un obiettivo e andare avanti, che è un po' tutto quello che fanno i pazienti malati oncologici, cioè comunque si pongono degli obiettivi, che è quello di vincere questa lotta importante. Torniamo dopo la pubblicità. Allora, eccoci qui con Ore 13 in veste di salute. Abbiamo detto prima della pubblicità l'importanza non solo di fare le azioni nelle buone pratiche quotidiane, ma di avere anche una prospettiva, una progettualità, che vorremmo tanto che ce l'avessero i nostri politici, cara nostra direttore di oncologia, perché nella progettualità, cioè nel porsi degli obiettivi, si realizzano le cose, altrimenti si va un po' a farfalle. Noi la progettualità ce l'abbiamo presente giorno per giorno, ne discutiamo giorno per giorno. Al momento stiamo puntando soprattutto nel rendere più fluidi i percorsi, e nel rendere l'attesa per fare la terapia sempre più ridotta, e soprattutto l'obiettivo è quello di lavorare sempre meglio nei gruppi multidisciplinari. Dicevo che l'oncologia non è l'oncologo, la figura assoluta che può portare a guarigione un paziente, ma è un gruppo di professionisti. All'interno della rete oncologica del Veneto si sono venuti a creare dei gruppi di patologia che sono e locali. A Rovigo abbiamo la Breast Unit, il gruppo che si interessa in maniera multidisciplinare del trattamento del carcinoma della mammella, il gruppo che si interessa dei tumori gastroenterici e via via. Sono tutti gruppi molto attivi che devono trovare sempre di più una comunicazione intraprofessionale per essere più d'aiuto al paziente, quindi erodare di più i percorsi tra le varie professionalità e rendere consapevole il paziente che è preso in carico da un gruppo, e quindi migliorare sempre di più dal punto di vista professionale e dal punto di vista appunto delle risposte sulle bisogni che i pazienti ci dicono per quanto riguarda le problematiche che trovano nella loro vita quotidiana. Ad esempio, il reinserimento nel mondo del lavoro di una giovane donna o un giovane uomo che dopo un percorso di cura deve riprendere l'attività lavorativa, la propria relazioni sociali. Chi vuole avere un figlio. I problemi, esattamente, i problemi della paternità o della maternità dopo una neoplasia, sono tutte tematiche nelle quali il mondo oncologico ha molto lavorato in questi ultimi anni, e appunto è per quello, perché non solo Luisa è da 30 anni che lavora in oncologia, ma io anche di più, e devo dire che ormai è un'oncologia completamente diversa da quella nella quale eravamo entrati. Anche come terapie. Beh, cioè, intanto perché sempre più persone guariscono, e sempre più persone vivono magari con la malattia in sede, ma dicevamo prima della trasmissione, quelle poche volte che riesco ad andare al mercato, che mi piace molto andare al mercato, ma ho poco tempo, guardo tutte quelle persone e dico chissà quante di queste persone che sono qui, che si divertono, guardano le varie merci, sono pazienti di un'oncologia, perché adesso magari il tuo vicino di lavoro è paziente di oncologia e tu non te ne accorgi, perché per fortuna le nostre terapie sono sempre meglio tollerate, abbiamo sempre di più possibilità di trattare gli effetti collaterali delle terapie, e quindi questo viene proprio incontro a un reinserimento sociale
che è un po' il nostro obiettivo, trattare delle persone, fare delle terapie purtroppo pesanti e antipatiche, mantenendo la loro qualità di vita. E soprattutto una cosa importante, perché l'ha sottolineato, nel caso di una paternità, di una maternità assolutamente, futura, queste sono esigenze, diritti della persona che vengono prese in considerazione, delle quali si parla prima di iniziare il percorso di cura, perché magari ci sono delle situazioni da valutare prima di iniziare la terapia, e questi sono tutti obiettivi che abbiamo presenti e che cerchiamo di risolvere insieme al paziente. Allora, vengo alla nostra caposala Nazarena Merlo. Lei ha detto che lascerà l'attività perché va in pensione, ed è giusto così, perché la mandano, se no sarebbe rimasta. Una delle poche in Italia che nonostante il reparto sarebbe rimasta. Pensate, insomma, questo reparto cosa le ha dato, cosa le sta dando? Tantissimo. Senta, nella sua visione futura, cioè cosa vuole lasciare a chi a chi ci sarà dopo di lei, nel suo ruolo, nel team anche di infermiere che si è creato? Allora, in questo percorso che avete iniziato un po' sulla vostra pelle, osservando, ascoltando il paziente, un po' perché è diventata strutturata. Allora, per quanto riguarda la persona che mi sostituirà, ovviamente non c'è ancora un nome deciso. Io quello che mi auguro è quello che un po' mi sto guardando attorno in maniera egoistica, perché considero non tanto il personale, il mio gruppo, ma il mio patrimonio, nel senso che il gruppo è talmente positivo di suo, per carità, è vero che il ruolo del coordinatore è anche un ruolo importante, organizzativo, ma anche un ruolo, secondo me, che deve creare coesione fra il personale, deve anche ascoltare le cose personali, perché nel lungo percorso delle ore di lavoro dopo ognuno condivide anche le situazioni personali, quindi capire le varie emozionalità e gestire queste relazioni soprattutto. Quindi quello che io cerco e sto cercando, ecco, di trovare è un collega o una collega. Io dico, per essere coordinatore in un'oncologia e comunque in una realtà sanitaria occorre essere un po' di testa e un po' di cuore, perché ovviamente la testa è importante, perché bisogna mantenere quella che è la struttura organizzativa, far lavorare in sicurezza, far lavorare bene, far rispettare la normativa, perché anche quella è importante, ma anche e soprattutto il cuore, perché c'è la parte del personale, c'è la parte dei pazienti da gestire, quindi bisogna capire soprattutto il personale che lavora, e parlo soprattutto per il reparto degenza, dove c'è il ricovero del paziente che rimane in reparto. Si lavora con la morte molto spesso, quindi la relazione che poi l'infermiere o l'infermiera o l'operatore sanitario ha col paziente terminale è una relazione comunque importante e che comunque va a pesare, perché magari a volte uno dice ma ci si abitua. Io correggo sempre un po' il tiro, si convive, io non credo che ci si abitua mai né alla malattia né alla morte. Credo non sia nell'essere umano abituarsi a quello. Diciamo, bisogna elaborare, anche con l'aiuto della dottoressa Magnani, bisogna elaborare questi percorsi per poter dare una mano al paziente senza restarne bruciati. Questo è. Senta, adesso in confidenza, ormai siamo verso la fine della nostra trasmissione, la nostra puntata. È meglio che venga un uomo o meglio che venga una donna? Cosa si sente in cuor suo? Per me è paritetica la cosa. Certo, la donna ha una marcia in più, me lo lasci dire. 2 volte abbiamo detto in trasmissione, ci chiamerà qualche comitato pro maschio. Anche perché ce ne sono talmente pochi. Come coordinatori, figure coordinatori sono pochi, non è una professione che parla al femminile. È una professione infermieristica. L'attività giornalistica. Adesso vedo anche, nei corsi di laurea ci sono presenze maschili importanti, però ecco, io parlo del ruolo nostro e comunque di coordinatore, e io sono partita nel 1978 a fare il corso di infermieristica, allora regionale, però è una professione al femminile, ancora. Ecco, per la faccia delle pari opportunità. E allora, dottoressa Katia Magnani, diceva Nazarena Merlo, cuore e testa, e lì ci deve arrivare lei, perché deve mettere insieme questi 2 aspetti, le emozioni sia cerebrali che quelle poi del cuore che un paziente vive. Quindi lei
un po' guarda i pazienti, un po' guarda i familiari, un po' guarda gli infermieri e i dottori, ma lei chi la guarda? Perché a un certo punto anche lei avrà bisogno, no, in questo percorso di umanizzazione, di trovare anche un referente. Allora come fa lei? Perché insomma tutti guardano lei, ma a un certo punto anche lei avrà bisogno di dire la sua cosa, si rapporta con i dottori, quindi va in decompressione, perché non è facile. No, infatti è effettivamente molto complesso, insomma, anche il lavoro emotivo della parte di gestire le nostre emozioni, quindi sicuramente il fatto di lavorare in equipe questo aiuta tutti e anche me, perché significa che anche io posso fare affidamento su tutti i miei colleghi in diversi contesti e questo non mi fa sentire sola nel lavoro con le persone. Poi anche noi abbiamo il nostro lavoro fatto di supervisione dove possiamo elaborare anche i nostri vissuti emotivi che ci permettono di renderci insomma comunque sempre più equilibrati, più stabili e quindi di poter essere utili ed aiuto poi per gli altri, ecco. E in questo percorso che è stato intrapreso, in questa insomma, umanizzazione con pazienti fragili, che cosa si aspetta? Cioè, quali sono i focus, gli obiettivi che lei vorrebbe raggiungere? Mi piacerebbe poter non essere più sola, quindi avere anche una collega, colleghi. Allora, esatto. Piacerebbe anche a noi. Questo è un appello al direttore generale che magari lui vorrebbe anche assumere, ma magari tra il patto di stabilità, magari ci farà un regalo per Natale. I tisanieri sono arrivati, i biscotti sono arrivati, se poi arriva, perché ogni tanto viene anche in trasmissione qualche direttore generale di tutte le USE e dice ma io vorrei assumere 5 ginecologi, 7 anestesisti, ma non può farlo, quindi lei vorrebbe non essere più sola. Sì, anche maschio o femmina, non importa che arrivi, basta che arrivi un collega. Sì, è ovvio che poi quando si è anche di genere diverso, voglio dire, questo sicuramente contribuisce a lavorare anche meglio, insomma, perché effettivamente avere la possibilità di potersi confrontare con colleghi che hanno un punto di vista diverso, una modalità diversa di affrontare le cose, questo arricchisce. Però è vero che insomma, le richieste del supporto psicologico, dell'intervento dello psico-oncologo nel percorso dei pazienti oncologici è compreso su diversi contesti, quindi effettivamente insomma, siamo chiamati ad essere presenti in diversi momenti, dall'ambulatorio, dal reparto, dal day hospital, dalle cure palliative, quindi tante richieste vengono avanti e quindi è ovvio che avere la possibilità di avere anche un team di psicologi che possano essere presenti nei vari contesti, anche nei gruppi multidisciplinari, questo anche perché sta funzionando, quindi è una progettualità che funziona, quindi una buona sì, prassi va sempre tenuta e difesa con i denti e le unghie. Per quello che ho potuto fare, una curiosità professionale, lei è a disposizione delle persone, dei pazienti che vivono quindi questo dramma, questo stress emotivo importante, ma nel venire a parlare con lei risolvono anche magari anche qualche problema che avevano al di fuori? Assolutamente sì, anche perché la malattia diventa un'occasione per fare un po' una revisione anche della propria vita, no? Cioè, è arrivato qualcosa che mi ha bloccato. Nodo gordiano. E quindi quella diventa un'occasione per le persone anche per cambiare determinate cose che non andavano bene, risolvere cose che non erano state risolte, prendere decisioni che non erano prima. Insomma, magari... come diceva il mentore, uccidi la madre. Perché se non mi ricordo, diceva, i legami con la madre, tutto, insomma, si risolvono anche altri problemi. Allora, io sono arrivata al termine di questa trasmissione, però vorrei anche che, affiancata all'umanizzazione in oncologia, dottoressa Oliani, lei ci dicesse, tirasse le orecchie alle donne che fumano. Lei sta toccando un punto nodale, quello della prevenzione, perché umanizzare vuol dire anche prevenire il tumore, prevenirlo con le giuste mezzi che sono giusti, corretti stili di vita, perché purtroppo noi donne abbiamo negli ultimi 20 anni assunto stili di vita maschili, quando invece forse possiamo far valere la nostra valore e professionalità con il nostro stile di donne, e quindi tra questi stili maschili, ad esempio, si è cominciato, le donne fumano tantissimo, io vedo che io ho 2 figli ormai 20enni e le loro amiche fumano di più dei maschi, e questo sta facendo avvenire un fenomeno dell'aumento dell'incidenza, quindi dell'occorrenza di tumori del polmone nella donna, laddove nel maschio, in fin dei conti, stanno un po' diminuendo perché i maschi stanno invece
pian pianino, non dico abbandonando, ma limitando per fortuna l'utilizzo del fumo, le donne stanno avendo questo. Credo che gli stili corretti di vita, anche l'alimentazione, lo screening, partecipare, questo è un appello che continuiamo a fare, partecipare all'opportunità degli screening di popolazione. Noi viviamo in una regione e in un paese, e in una regione, il Veneto, che ha reso disponibili gli screening di popolazione per alcuni tumori. Cancro al colon, cancro al collo dell'utero, adesso la mammografia a 45 anni. Mammella, ecco. Il problema della valutazione dei nei. Queste sono tutte situazioni, opportunità che la sanità regionale ci offre da cogliere. E poi cercare di non aumentare di peso. Non fatevi i tatuaggi, perché i tatuaggi vanno a colorare i nostri linfonodi, da lì non si sa che colore poi prendiamo. Dobbiamo noi stessi essere medici di noi stessi. È come ti diceva la nonna, testa attaccata al collo, dottoressa. Esattamente. Allora ringrazio davvero molto la dottoressa Cristina Oliani, direttore di oncologia della US 5 Polesana, ringrazio Nazarena Merlo, capostaria del reparto di oncologia della US 5 Polesana, ringrazio Katia Magnani, psicologo psicoterapeuta presso e svolge l'attività di psico-oncologa all'US 5 Polesana. Aspetta, amici, colleghi, grazie a tutti quanti, noi torniamo domani, arrivederci.